È stato presentato dal sindacato della CISL qualche giorno fa a Palermo un dossier di 234 pagine, definito il Libro Bianco, alla presenza dei massimi vertici del governo, ANAS, Rete Ferroviaria Italiana ed altri autorevoli interlocutori. Si tratta, nello specifico, delle occasioni mancate, ritardi decennali, soldi e progetti lasciati nel cassetto per un totale di 12 miliardi di euro di interventi da sbloccare e ben 1900 punti di criticità riscontrati nei viadotti dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Un lavoro attento e puntuale sviscerato da Sebastiano Cappuccio, responsabile in Sicilia della CISL. 12 miliardi di opere che, se non saranno affidate mediante gara nel giro di 2 anni, svaniranno nel nulla, ritornando a Bruxelles. Buona parte di queste opere sono di competenza di ANAS e Rete Ferroviaria Italiana, che hanno accumulato ritardi che la Sicilia non si può permettere. Il dossier della CISL fotografa lo stato di strade, autostrade, linee ferrate, porti e aeroporti della regione. Per le strade il dossier segnala il blocco di molti cantieri per un valore di circa 5 miliardi. Molti di questi riguardano la provincia di Agrigento, dall'anello autostradale Gela-Agrigento-Castelvetrano a quello di fondamentale importanza come l'Agrigento-Caltanissette e la Palermo-Agrigento. Poi ci sono le strade provinciali, in gran parte sono strade con percorsi precari e dissestati. Sulla carta esiste un piano di intervento straordinario di 100 milioni, grazie ai fondi del Patto per il Sud ed accordo di programma quadro, numerosi gli interventi anche qui previsti nella provincia di Agrigento. Il dossier analizza anche la situazione degli aeroporti e dei porti. La CISL Sicilia ha proposto l'istituzione a Palazzo d'Orleans di una cabina di regia interassessoriale ed aperta alle forze sociali. Pensiamo, conclude Cappuccio, che questo documento possa essere uno strumento strategico non solo nella logica della ricognizione, ma soprattutto in quella della organizzazione.